Cronaca de Garbonia. Minettas persighida e fertas personalisi. Una trattopu de abusa una femmina. Custa borta però accabau beni. Issu, Antoni Garau, 44 anni, desempleato de Garbonia, però residente de annos in Magenta, accanto a Milano, non ha appicau bene sa essida de pari con sa cumpangia, Laura Zanetti, de 41 anni, maista de su logu. De su mese de marzu, aia cominciau a ricci minettas de sex cumpangiu, però da denunziau scetti quando issa cominciau a arziare in manus. Sabus appustisi de unu messaggio in cui Garau di comunicasse intentu de strupiare a isse e a su cumpangiu nou, a telefonau ai carabinieri che si funt appostaus accanto domo de sa femmina e antifirmau a Garau antis che incintressit in su palazzu. Commenti d'antiforrogau in busciacca d'antagattau un'ampura de azidu muriaticu già istupada e prontu po l'imperai. Antoni Garau in moi est in sa presoni de Santu Vittore abettendi de essi giuigau. Assicurazioni vetturas in aumento e lompendi sa stoccadedda posta assicurazioni de sa vettura. Sa provincia de Sardigna de Giossu da pesau s'aliquota posta tassa de disassicurazioni di 2017 a su livello massimo e stannai a su 6%. Unu salassu chi poni sus ulcis gresienti a su parisi de Casteddu e de Campitano e Meso. S'aumento di abogau su commissario straordinario Giorgi Sanna su 27 de su mese la damini passau e per tocca tutto su territorio de sa provincia noa de su Sud Sardigna, con 107 comunes a facci de 357.000 abitanti. L'estra sa furriada negativa des amministratori sulcitanus, che considerant una tontesa s'aumento de s'aliquota in is assicurazioni. Cronaca de Galeseda. Una barca a vela longa 1,20 metri con bandera tedesca s'est arroccata a risera mengiano anante sa playa e Salinas de Galeseda. S'equipaggio formato de 4 persone si è posto a salvo, ghettendisi in ciamari e incell'ompio a terra nadendi. A su luogo è andata sa guardia costiera, sagittorio d'antighettau facciore in noiosa di Amengiano, uno scanto piscadorisi che antibiu sa barca di rendi conca e s'arroccasa, poneci de subente mari forti. Difatti si est arroccata e appustisi c'est affondata. Po sorti de s'equipaggio non s'è ferto nesciunus. Sa capitaneria de portu de Sant'Antiogu e cerchendi de andare a recuperare sa barca che attentu danno su meda. Trasporto de badas po universitarius. Trasporto pubblico de badas po is studiantis est unu proponimento consentidu de su chi podeus arregionare a nos assessori regionali del trasporto su Massimo Deiana, chi in sora de un attovio in Castello promovio dei studiantis universitarius e ad acciunto podeu tenni in conto finas a una soluzione cerchendi a resursas acciuntas po unus 15 milioni de euros. Si podi finas e pensare a una soluzione intermedia, dendi bogai gastos po is studiantis chi pertenint a famiglias con reddito ISE pro bascio de 25.000 euros a Siglio Deiana. In custa topu su dineghi serbidi e antessi 11 milioni de euros. A sa faina concordata de s'assozio unica 2.0, s'assessoria ha mostrato sa riforma del suo sistema tariffario regionale, ponendo a noto in su sforzo de assettiare, integrare e semplificare chi tocca da fare l'ompi a un biglietto unico. Uno scanto proponimentus di dus antibogaus di studianti e tutto e s'assessori dus ad annotaus po dus valorai. Uno de cussus sa scontistica po comporai bigliettus multiplus, integrazioni con plus attulio dei mesus e tipologias de trasporto in plus de arredusida a abbonamentu multiplus po famiglias. Fiera de su sapori in Igresias. Su 19 e su 20 de custu mese in Igresias doia dai sa fiera de su sapori, una contesida itineranti che tenis intento de ponni a nottu in sa cultura alimentare de Sardigna. Sa contesida d'anti concordata su comune de Igresias paris a su consorzio turistico Possi Gresienti, a sa Prolocco e a su centro commerciali naturali Centru Zittadi.